È la conseguenza dell'andamento del Paese, ma fa discutere il declassamento della Regione Veneto da parte dell'agenzia di rating Fitch, che ha portato il rating della Regione da A- negativo a BBB+ negativo. Una semplice regola della finanza vuole che nessuna regione, e tantomeno un ente locale, anche se virtuoso, possa essere valutato meglio del Paese che lo contiene. Una regola che vale per tutti, tranne che per le regioni a statuto speciale, il cui rating rimane quindi invariato. Il declassamento è quindi la conseguenza dell'andamento del Paese, ma per il Veneto è una decisione che potrebbe avere conseguenze sui conti della Regione, che potrebbe vedere aumentare gli interessi sui tassi dei mutui e faticare di più per ottenere credito per i prestiti per investimenti. La stessa Fitch spiega che in assenza di una genuina autonomia finanziaria le regioni a statuto ordinario vengono declassate, una precisazione che ha però scatenato le ire dell'intera giunta regionale e del suo presidente Luca Zaia. È un trattamento che la nostra economia non merita, ha tuonato il governatore, così come non lo merita la virtuosità dei conti della nostra pubblica amministrazione, che se applicati in tutta Italia produrrebbero risparmi per 30 miliardi di euro. Se il rating delle regioni non fosse agganciato a quelli degli stati, ha spiegato Zaia, il Veneto avrebbe quello della Svizzera o della Baviera, nonostante la crisi. L'economia dei territori è infatti in crisi ma ancora vitale e i conti pubblici sono in ordine, a cominciare da quelli della sanità. Della stessa idea l'assessore al bilancio Ciambetti, che ribadisce: non solo siamo la regione che col suo residuo fiscale assieme a Lombardia e Emilia finanzia il resto d'Italia, ma dobbiamo anche sopportare la equa redistribuzione dei disastri economico-finanziari altrui, vedendoci abbassare il nostro rating. Una soluzione, secondo Luca Zaia, ci sarebbe: riconoscere l'autonomia fiscale e finanziaria a tutte le regioni e non solo a quelle speciali.